Il mondo chiuso in casa, la casa diventa il mondo e il safari si fa in salotto. Grande boom per l'iniziativa del Kruger Park in Sudafrica. Parla di Poppa. Il sole è appena sorto quando partiamo per la spedizione Parco Kruger, Sudafrica. Con un po' di fortuna incontreremo i leoni. Un branco intero ci attraversa la strada. Tratteniamo il respiro, 2 rarissime leonesse bianche. Per partecipare a questo safari non serve l'aereo, basta accendere il computer. Il tour parte all'alba e al tramonto, il viaggio è virtuale, ma l'esperienza è vera. Guardiamo attraverso gli occhi del ranger, ci spostiamo con lui nella savana a caccia di animali da avvistare. La telecamera trasmette in diretta streaming tutto quello che accade, il bagno dell'elefante, una zuffa tra maschi alfa. Il safari è gratis, bisogna solo trovare posto. Da quando il coronavirus ha chiuso le frontiere abbiamo avuto un boom di contatti, anche 3 milioni al mese, spiega il fondatore della compagnia. Il turismo virtuale, assicura, è un'opportunità, condividere senza distruggere un ecosistema fragile. È vero, dal vivo è diverso, mancano gli odori, la stanchezza del viaggio, le punture di zanzara, ma senza frotte di turisti il parco sembra respirare e la natura ringrazia.